molti mi hanno chiesto di candidarmi e quindi come Treviso possiamo portare avanti il mio nome, insomma. Gian Antonio Darè è dunque pronto a candidarsi alla segreteria nazionale della Lega. Da tempo si faceva il suo nome ed ora è il diretto interessato a confermare la volontà di iniziare questa nuova avventura dopo essere stato per anni segretario provinciale di Treviso del partito. Entro fine anno si riunirà il congresso veneto del Carroccio, chiamato a nominare i nuovi vertici della segreteria dopo l'uscita dal partito di Flavio Tosi e la nomina a commissario di Giampaolo Dozzo. Sul tavolo dell'Assemblea nazionale molti punti di politica locale e nazionale destinati ad incrociarsi. Il tema dell'immigrazione in primo piano, ma non solo. Dell'economia ci sono i temi del rilancio innanzitutto delle nostre industrie, cercare di fermare questa emorragia di tutte queste nostre aziende che vanno verso, diciamo, nazioni europee che hanno condizioni migliori per quanto riguarda l'economia. Il congresso nazionale chiuderà un autunno intenso per la Lega, alle prese con i congressi provinciali. Ad esclusione di Treviso e Vicenza, nelle altre province si dovranno rinnovare i vertici. Si inizia a metà ottobre con Padova e si chiude il 22 novembre con Rovigo. In mezzo i congressi di Venezia, Belluno e Verona. Durante i singoli appuntamenti provinciali potrebbero anche essere eletti i delegati che prenderanno parte al congresso nazionale. Il condizionale però in questo caso è d'obbligo, visto che non si è ancora deciso se all'assemblea di fine anno parteciperanno appunto solo i delegati o tutti i militanti. Comunque sia, il congresso veneto si pone l'obiettivo di rivedere l'organizzazione interna al Carroccio per supportare al meglio il segretario Salvini nel suo lavoro. La riorganizzazione del partito e del movimento politico in se stesso, proprio per dare una mano naturalmente a Salvini, per essere più incisivo in quella che è la sua azione politica sia a livello europeo sia a livello nazionale.